Abbiamo costruito una coalizione civica per sottrarre Udine alla palude dei partiti, al chiacchiericcio del teatrino della politica, alla logica di pura spartizione delle poltrone tipica dei partiti. Nei primi 100 giorni di governo, da sindaco di Udine, ripristinerò il controllo sulla polizia municipale, oggi in capo alla UTI, dando il via ad un rigoroso controllo sulle residenze per individuare i circa 2000 clandestini presenti in città e rispedirli nei paesi di origine. Aboliremo la ZTL, facendo così rifiorire il nostro centro storico. Daremo un bonus di dignità ad invalidi civili e pensionati sociali residenti a Udine che porterà il loro reddito a 600 euro mensili. Sanciremo il principio del diritto di preferenza nazionale. Casa, lavoro, assistenza, prima gli italiani. Entro i 5 anni del mandato amministrativo trasformeremo la Cavarzerani da cittadella dei migranti in una cittadella delle start-up e dell'innovazione tecnologica, realizzando la Udine del futuro. Vogliamo restituire a Udine una centralità politica a livello regionale ed un nuovo protagonismo sul palcoscenico nazionale. Vogliamo insomma che tutti gli udinesi ritornino ad essere orgogliosi della nostra cara Udine. Elezioni comunali di Udine, 29 aprile 2018. Udine agli udinesi. Salmè, sindaco.